La maggior parte delle malattie rare compaiono alla nascita, spesso sono multidisciplinari, interessano cioè più branche della medicina. La scienza ha censito 24 famiglie di malattie rare. In Veneto ci sono centri all'avanguardia nella cura in quasi tutte le province a servizio di almeno 30.000 malati. Ci sono i malati rari del polmone, gli immunodepressi, dei sistemi endocrini, del sangue. Singolarmente siamo pochi, però più o meno ogni area ha qualche centinaio di pazienti. In Veneto stiamo parlando di decine di migliaia di pazienti. Con le famiglie raggiungiamo un numero importante di persone che sono coinvolte da una malattia rara. C'è una grandissima differenza tra malattia e malattia, perché una malattia degli occhi, magari invalidante, è molto diversa da una malattia del sangue, però tutte hanno una comune, che sono malattie molto lunghe, che durano una vita, perché magari ce le abbiamo dalla nascita, ce le portiamo fino alla morte, e con le quali dobbiamo convivere sia con le strutture ospedaliere che con dei percorsi di cura che non sempre sono facili da gestire. Per il professor Perilongo la ricerca sulle malattie rare rappresenta la strada per la medicina del futuro. Per ognuno di noi la terapia verrà personalizzata, le dosi dei farmaci saranno aggiustate in base al nome e cognome e non necessariamente al peso del paziente, ossia al profilo fisiologico e umano che dietro quel nome e cognome c'è.